Buonasera, benvenute, benvenuti a tutte e a tutti a questa edizione della Cattedra di San Giusto del 2026, intitolata Disarmati o Disarmati. Ciascuno può sentirlo come più crede, percorrere strade di pace. In un contesto come quello in cui ci troviamo a vivere, dove sono aperti nuovi scenari di guerra in Medio Oriente, che stanno sconvolgendo la parte anche dell'Europa, vogliamo dedicare questa cattedra di San Giusto proprio al tema della pace, invitando tutta la diocesi e la città di Trieste a lasciarsi interpellare dalla pace, tanto invocata quanto esigente responsabilità di tutti, non delegabile a nessuno, certo ciascuno nel proprio livello di responsabilità. Ama ricordare il vescovo Enrico Trevisi, che questa sera manda un saluto, non può essere qui presente personalmente perché è agli esercizi spirituali con i vescovi della Conferenza Episcopale Triveneta e quindi ha chiesto di rivolgere il suo saluto a tutte e a tutti. Salutiamo anche i teleascoltatori che seguono da casa su Tele4. Il titolo scelto per questa edizione, Disarmati, percorrere strade di pace, è sia un imperativo presente, molto urgente, sia un participio passato. È un progetto che ci impegna un po' tutti, disarmati dentro per poter essere disarmati fuori, liberi dalla violenza nelle parole, nelle relazioni, nello sguardo, per immaginare insieme vie nuove di convivenza felice. Educare alla pace significa in tal senso rendere possibile la speranza. Come cristiani crediamo che Dio ha realizzato in Cristo la sua alleanza di pace con tutti gli esseri umani e questo è il fondamento della nostra speranza. Anche se dobbiamo ancora passare attraverso violenze, guerre e sofferenze, vogliamo leggerle come doglie del parto di un mondo nuovo. Iniziamo questa serata ascoltando il primo intervento musicale che ci introduce anche in questo tempo di Quaresima, intitolato Nicht so traurig, nicht so sehr, di Karl Piutti, compositore tedesco romantico, vissuto verso la fine del XIX secolo. Non essere così triste, anima mia, come se non ci fosse consolazione. L'angoscia e il dolore dei tuoi peccati non devi legarli al tuo cuore. Perché ti rattristi? Dio ti ama molto di più. Il brano, eseguito dal maestro Roberto Brisotto, all'organo, ci introdurrà in questa prima serata. Buon ascolto.
Proprio perché la cura per una cultura di pace è una costante preoccupazione dei credenti e di tutti gli uomini e le donne di buona volontà, così Leone XIV, vogliamo iniziare questo ciclo di incontri proprio a partire da lì dove la cultura cresce, si genera e dove a partire da relazioni ferite e anche riparate si viene educati alla pace nel mondo della scuola. E con noi questa sera la dottoressa Sara Dall'Armellina, che ringraziamo, da Vittorio Veneto, mediatrice umanistica, educatrice, formatrice in ambito scolastico, insegna giustizia riparativa nelle scuole delle province di Trieste, di Pordenone, di Vicenza, di Venezia, Treviso e Belluno, nell'ambito triveneto, formatrice in ambito scolastico, penale e sociale. Ha già frequentato Trieste perché si è laureata proprio qua nella nostra città in giurisprudenza e poi come educatrice a Udine. Questa sera è qui anche con la figlia Teresa, che ringraziamo, anche perché Sara è mamma di Maddalena, Teresa, Caterina e moglie di Michele. E questa sera ci introdurrà proprio con un intervento a più voci. Il titolo è Giustizia riparativa a scuola, voci di una foresta che cresce. Qual è questa foresta che cresce? Lo ascolteremo fra poco. Dedicato proprio a un approccio che intende trasformare il conflitto in occasione educativa a partire dall'ascolto delle vittime. E queste relazioni che vengono ferite e alle volte anche distrutte, a partire anche nel mondo della scuola, possono trovare delle vie di riparazione, perché la capacità di scegliere la via del dono, del perdono, in questo senso la pace, si impara sin da bambini e da ragazzi, nella capacità di riconoscere il danno arrecato, di assumersi responsabilità e di ricostruire legami. L'intervento sarà con la collaborazione di alcune studentesse e insegnanti, dirigenti scolastici, che adesso Sara ci presenta. Grazie per essere qua a tutte e grazie Sara per ciò in cui ci introdurrai. Se sono d'accordo, le presento un po' come si fa quando si inizia una mediazione. Noi nella mediazione umanistica lavoriamo sempre in equipe e l'equipe normalmente è composta da 5 persone. Siamo rimasti in 5 e abbiamo eliminato un paio di uno studente in settimana bianca, una sta male, un professore sta accanto al suo nipotino, quindi siamo rimaste noi, saremmo state di più. Ci sono Manuela Fabbro, che è maestra e anche mamma di uno dei ragazzi mediatori che questa sera non ha potuto essere qui, Ada, che è stata è una studente mediatrice e si è formata quando era alla scuola media, Beatrice Rossi, non ho detto il cognome Ada perché io non lo so, per cui abbi pazienza, dei grandi pian pianino l'ho imparati, Beatrice Rossi, insegnante alla scuola media Stuparic, giusto? E Daria Parma, dulcis in funto, dirigente dell'Istituto Comprensivo Bergamas Weiss, Tiziana Weiss. Ok. Iniziamo? Ok. Allora, il titolo che abbiamo scelto per questo incontro è Giustizia riparativa, voci di una foresta che cresce. Io proverò con alcune pennellate a raccontare cos'è la giustizia riparativa e a farvi sentire qual è lo stile della mediazione umanistica e come siamo arrivati un po' a far germogliare questo stile, questo seme dentro le scuole. Domanda, c'è un po' di distanza per cui cerco di accorciarle. Quanti di voi hanno già sentito parlare di giustizia riparativa? Sulle mani? Mamma mia, possiamo andare? No, sì. Ok, vabbè. Vabbè, però c'è chi non ne ha mai sentito parlare, noi proviamo a spennellare un po'. Tra l'altro sento dietro una bellezza enorme, me l'aveva detto un artista, Gianni Sartor, delle nostre parti, che ha fatto il logo del nostro centro di giustizia riparativa, di
che sarei stata sorpresa da quello che avrei visto entrando, e lo sento tutta questa bellezza, per cui noi siamo indegnamente seduti in questo tavolo. Se voi per un'ora volete guardare su e non ascoltare noi, secondo me funziona lo stesso. Allora, c'è questo proverbio africano che dice: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. E noi spesso, purtroppo, oltre alle notizie che riportava Don Sergio, siamo abituati a sentire il rumore di tanti alberi che cadono. Nei giornali spesso le notizie, gli strilloni parlano di conflitti, di atti di bullismo, di crisi educative. Molto meno ci viene fatto sentire il suono di relazioni che maturano, di dialoghi che ricominciano e di ferite che trovano parola. Questa sera proveremo ad entrare in una foresta che qui a Trieste da qualche anno sottovoce sta crescendo. A me il compito di aprire il sentiero, poi, come vi dicevo, ci saranno le voci della dirigente, degli insegnanti, dei genitori, dei ragazzi, ma ancor di più ci sarà la voce di Daria, di Beatrice, di Manuela, di Ada, e se arriva anche Paolo, per farvi respirare l'aria di questa foresta. La parola però da cui voglio iniziare è grazie. Grazie per questo invito della diocesi, Don Enrico, al professore amico Giovanni Grandi e alle persone che collaborano perché questi incontri siano possibili. E grazie alla mia famiglia, perché senza questa prima comunità di nonni, marito, figli e amici non potrei essere qui a aver intrapreso questo sentiero. Grazie a voi perché questa sera avete scelto di prendervi un tempo per sostare e ascoltare questo cammino. Grazie anche a tutte quelle persone che nel silenzio invisibile, misterioso, ma così forte e presente, ci accompagnano nella vita di ciascun giorno e ci permettono di essere quello che siamo e di trovare il coraggio anche nei momenti bui. Quando una foresta cresce silenziosamente è perché trova terra provvidenziale, che accoglie semi, è perché si lascia baciare dal sole e dissetare dal cielo. È così che un albero cresce, silenzioso, accogliente, verticale, disarmato e amato. Perché una foresta cresce solo se qualcuno si prende cura dei suoi alberi. Come diceva prima Don Sergio, sono di Conegliano, ma arrivo e abito a Vittorio Veneto, dove non c'è l'abbraccio di questo abside, di questo mosaico, ma siamo contornati dall'abbraccio della natura, segnato da delle meravigliose montagne, come qui avete il meraviglioso golfo, a parte quando sono 2 volte che arrivo in una settimana c'è la nebbia, quindi vedo poco, ma mi fido perché so che c'è il mare lì dietro e che magari domattina lo vedrò. E uno dei miei formatori, Leonardo Lenzi, ci ha sempre insegnato che la natura è un mediatore naturale e che se noi mettessimo delle persone che hanno delle tensioni fra di loro davanti a questi spettacoli in silenzio, per lo stesso tempo che potrebbero stare con noi mediatori in una mediazione, probabilmente le cose, come vi dicevo prima, si scioglierebbero prima di fronte agli spettacoli naturali. Questi mediatori sono silenziosi, presenti, disponibili, salvo la nebbia, e visibili, sempre salvo la nebbia. La storia che proverò a raccontarvi questa sera, o in cui proverò a introdurre chi di mediazione umanistica e giustizia riparativa a scuola magari non ha mai sentito parlare, è una storia che è capace di far vibrare le corde di ciascuno e che ha a vedere con la possibilità di un incontro in un clima di ascolto non giudicante fra persone che stanno vivendo un momento di tensione, di incomprensione, di conflitto. La prendo un po' dalla radice, visto che parliamo di alberi. Nel 2000, dopo un anno di giurisprudenza a Bologna, ho deciso di trasferirmi a Trieste perché qui c'erano dei miei cari amici. Ero in un periodo buio per alcune ferite in cui la vita mi aveva portato ad imbattermi, ma grazie a Dio la vita mi ha dato anche il dono di incontrare e ritrovare in questo buio delle persone che hanno fatto, noi siamo in clima di Olimpiadi, no? Perché siamo lì vicino a Cortina, hanno fatto ma proprio da tedofori nel mio cammino.
Al buio profondo che silenziosamente era cresciuto dentro di me, qualcuno ha saputo dare voce e ascolto, senza spaventarsi di quel nero, con accoglienza e benevolenza. E io ho scelto di lasciarmi amare. Mi è stato donato tempo, pazienza, fiducia e speranza. Ho ritrovato la vera luce dopo tanto buio e mi sono alzata, rialzata, riparata. E quando vivi sulla tua pelle cosa significa non essere ridotta alle tue ferite, ma essere riconosciuta nella tua dignità, e tu ce la fai, capisci che chiunque ce la può fare. O quantomeno che a chiunque voglia, va data questa possibilità. È impossibile condensare 26 anni in 26 minuti. Diciamo che per una serie di circostanze nel mio percorso di studi ho incontrato poi il tema della mediazione dei conflitti. Grazie proprio a un percorso, io studiavo giurisprudenza, ma il percorso era stato organizzato dal Comune di Trieste nel 2001. E poi ci sono stati una serie di snodi provvidenziali che mi hanno a un certo punto portata ad incontrare Jacqueline Morinot, una donna che negli anni '80, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Parigi, ha dato vita ai primi percorsi di mediazione penale in Europa. Il mio cammino non è mai stato in solitaria, da principio anche mio marito partecipava e è anche uno dei mediatori dell'associazione che abbiamo fondato insieme con altre tante persone a Vittorio Veneto. L'associazione si chiama La Voce e è nata proprio nel 2008 per portare avanti questo cammino iniziato a titolo personale da un gruppo di persone, accompagnati sempre da Jacqueline Morinot e dal Centro di Giustizia Riparativa della Caritas Bergamasca. Quindi nel 2008 è nata La Voce, nel 2010 si sono formati i primi mediatori e da subito abbiamo iniziato a lavorare o collaborare in sinergia con scuole, comuni, servizi sociali, uffici di esecuzione penale esterna, uffici di servizio sociale minorenni, case di reclusione, comunità per minori e associazioni. Dal 2019 ci prendiamo cura dei programmi di giustizia riparativa per le province di Treviso e Belluno e abbiamo scritto le linee guida e avviato i primi programmi di giustizia riparativa anche in Friuli Venezia Giulia fra il 2021 e il 2023 e adesso che si avvieranno i centri di giustizia riparativa pubblici, quello del Friuli Venezia Giulia in capo alla regione, alcuni dei nostri mediatori saranno presenti nuovamente anche qui. Allora, quando parliamo, per chi non ne ha mai sentito parlare, quando parliamo di mediazione penale e programmi di giustizia riparativa, ci riferiamo un po', come diceva prima Don Sergio, a dei percorsi che provano a favorire un incontro. La parola incontro la sentirete, forse è una di quelle che vi porterete a casa, fra le persone che sono collegate da un fatto di reato. Forse molti lo sanno, nel processo penale la vittima interviene come parte civile per il risarcimento danni fino a che ufficialmente nel 2022 il decreto legislativo 150, conosciuto come legge Cartabia, ha introdotto lo strumento della giustizia riparativa e dei programmi di giustizia riparativa. Cosa vuol dire? Che l'autorità giudiziaria, da fra poco ufficialmente in poi, potrà inviare in qualsiasi stato e grado del procedimento e per qualsiasi tipo di reato le persone che sono vittime, quindi la vittima potrà avere uno spazio gratuito di ascolto, non giudizio, confidenziale, riservato, che durerà, dice la legge, il tempo necessario di cui c'è bisogno, e in questo percorso che ridà voce non solo al danno subito e al risarcimento del danno, ma prendo un esempio semplice, il furto in casa. Anche se ci risarcissero tutto quello che ci hanno sottratto, la paura che qualcuno possa ritornare, il disgusto per quello che è accaduto, alle volte chiede molto tempo per essere superato.
Agnese Moro, che ha partecipato a uno dei lunghi programmi di giustizia riparativa con diversi altri familiari di vittime della lotta armata e autori di reati commessi dalle Brigate Rosse e dai terroristi, racconta sempre che lo Stato gli ha dato tutto quello che poteva dare, ha identificato i colpevoli, li ha processati, condannati, hanno scontato la pena, però lei dice sempre: il mio dolore per 31 anni non l'aveva mai ascoltato nessuno. Ecco, la giustizia riparativa si prende a cuore questa possibilità di creare uno spazio in cui la vittima, se vuole, quando è pronta, possa incontrare chi il danno l'ha commesso, se vuole, quando si sente pronto, perché se ci pensiamo c'è una grande domanda che le vittime portano nel cuore, che è: perché? E nessun avvocato può rispondere a questa domanda se non la persona stessa che il danno l'ha fatto. E è quella conversazione difficile, quella di cui le persone che hanno subito qualcosa spesso sentono il bisogno. Ma la giustizia riparativa non sarebbe del tutto completa se coinvolgessimo solo le vittime e gli autori di reato, perché, come possiamo immaginare già in famiglia, ma in qualsiasi gruppo, quando succede un fatto, una tensione fra due persone in un gruppo, chi è intorno pure sente. E quindi la giustizia riparativa chiama e si mette a disposizione anche di chiunque della comunità si sia sentito ferito direttamente o indirettamente da quanto è accaduto. A quel punto non si chiama più mediazione, la mediazione quando abbiamo dei gruppi più piccoli si chiamano circle conferencing, e sono programmi che prevedono il coinvolgimento di gruppi più allargati. Quindi avete capito che la giustizia riparativa è una giustizia dell'incontro, però è importante anche dire cosa non è, perché ci sono delle cose, non abbiamo potuto avere le slide in onore di questo abside, però noi abbiamo una fantastica slide dove abbiamo scritto con delle immagini: il delfino nuota ma non è un pesce, e il pinguino è un uccello ma non vola. Ok? Allora, quello che vi sto per dire, cioè cosa non è giustizia riparativa, non è per dire che queste cose non sono cose fondamentali nel percorso anche di riparazione di una persona, ma è importante non fare confusione. Per esempio, i servizi di pubblica utilità, le condotte riparatorie a favore della persona offesa o della comunità non sono giustizia riparativa, a meno che queste non siano scelte o non accadono a valle dell'incontro con sé e con l'altro difficile. La giustizia riparativa non è un modo per farla franca. Alle volte viene qualcuno, sia a scuola probabilmente che in ambito penale, che ha una certa convenienza a venire al percorso. Ma i mediatori sono molto attenti, perché se è volontaria la scelta di partecipare, è volontaria anche per i mediatori la scelta di far proseguire un programma di giustizia o avviare un programma di giustizia riparativa. Non è un percorso buonista e non è, come amava dire Jacqueline Morinot, garantito l'happy ending. Okay? È uno spazio in cui si prova a restituire parola e dignità e ricostruire valori e legami che sono stati feriti o violati. Quindi, tornando un po' alla storia, dal 2010, l'anno in cui i primi mediatori della voce si sono formati, abbiamo subito iniziato anche, perché Jacqueline già nel suo primo libro, che citerò anche dopo, Lo spirito della mediazione, parlava già non solo dell'ambito penale, ma dell'ambito sociale, dell'ambito educativo. Abbiamo avuto il dono di poter iniziare da un lato a fare esperienza già dal 2012 alla casa di reclusione femminile di Venezia Giudecca, poi negli anni al circondariale di Padova e a partire da 3 anni fa al carcere minorile di Treviso, che recentemente è stato spostato a Rovigo. Però parallelamente
lavoravamo anche in contesti educativi e in questi intrecci di esperienze ci siamo resi conto che carcere e scuola, e vi prego di ascoltare cosa si muove quando dico quello che sto per dire, hanno molte cose in comune. Chi entra in questi istituti ha un tempo non deciso da lui di permanenza. C'è una canzone che aveva vinto, visto che siamo reduci anche da Sanremo, un premio per la critica qualche anno fa di Rancore e Daniele Silvestri, che si intitolava Argento Vivo, che iniziava dicendo: ho 16 anni ma è già da più di 10 che vivo in un carcere, dai 6 ai 16 anni è il tempo dell'istruzione obbligatoria. E poi in linea generale chi entra a scuola in carcere non decide con chi condividerà il suo quotidiano, la classe o la cella, ma spesso neanche con che colleghi lavorare. Ma quello che conta di più per la nostra riflessione è che carcere e scuola hanno un valore comune di fondo e hanno un valore fondato sulla stessa radice: educazione e rieducazione. E quando questi valori sono feriti, quando non sono più incarnati, in particolare da chi ha la responsabilità e la custodia di questi luoghi, chi ne è ospite non può che manifestare un disagio, portarne i segni e reclamare a modo suo la richiesta che un cambiamento accada. E quello di cui ho iniziato a rendermi conto e vedere come trasversale, come io per anni ho fatto l'educatrice e lavoravo nelle politiche giovanili, nelle politiche di comunità, quindi molto nelle scuole, sviluppo di comunità, tavoli di coordinamento delle associazioni, è che alcune dinamiche, alcuni bisogni che vedevamo in quel periodo fra le donne ospiti della casa di reclusione di Venezia e quelli che vedevamo fra i preadolescenti e gli adolescenti erano molto simili. E in entrambi i contesti emergeva il bisogno di essere ascoltati, la paura di sentirsi giudicati o pregiudicati, il desiderio di essere riconosciuti per quello che si è e di non essere inchiodati in quello che si è fatto o nel cognome che si porta, la sete di relazioni autentiche. Tante volte a scuola ragazzi già alle medie e alle superiori sbottavano dicendo: sì, ma io quando ho iniziato l'asilo, siccome ero cugino di mio cugino che aveva fatto tanto casino, già sentivo addosso questa etichetta. E i bambini si adattano, lo spirito critico matura verso gli 11-12 anni, inizia ad affacciarsi, quindi loro si adattano un po' a quello in cui noi li riconosciamo. E la stessa cosa in carcere. A Padova, al circondariale, più volte ho sentito uomini dire: quando esco cambio il cognome a mio figlio o a mia figlia, perché non voglio che, se le forze dell'ordine lo fermino, lo abbinino a me. Quello che abbiamo provato a portare è stato questo spirito della mediazione che si incarna nel dare spazi di ascolto alle persone. Jacqueline Morinot usa come paradigma, perché lei è stata prima archeologa numismatica greca al British Museum di Londra, prima di iniziare tutto il cammino in ambito penale, e ha trovato come paradigma quello della tragedia greca, e che ha queste tappe: la teoria, la crisi e la catarsi. E quello che i mediatori fanno quando ascoltano è prima dare riconoscimento alla narrazione dei vissuti che le persone portano. Incontriamo prima una persona alla volta e poi, anche quando sono insieme, di nuovo chiediamo di riraccontare quello che li ha portati lì. Diamo voce poi alle emozioni che spesso soffochiamo sotto la punta di un iceberg o dietro una bella facciata, arrivando infine a dare parola e spazio per ripararsi e ricostruire le relazioni proprio a partire da quei valori feriti che gridavano di essere rimessi al centro e protetti.
come strumento a scuola potete immaginare che questo possa servire a intercettare quel disagio prima che diventi esplosione. Alle volte, come nel penale, anche a scuola, l'esplosione è già avvenuta e si parte da quel fatto doloroso per provare a ricostruire. Adesso, siccome sarebbe quasi ora di andare a letto, però noi siamo a metà del mio intervento, proviamo a fare un esercizio breve. Senza addormentarvi, per piacere, vi chiederei di chiudere gli occhi per qualche secondo solo, se non vi dà fastidio. E guarda come si mettono i mediatori quando tu dici chiudiamo gli occhi, perché noi facciamo sempre questi esercizi, va bene. E però vi chiedo, per aiutarvi a entrare nel tema proprio della mediazione a scuola, di chiudere gli occhi, respirare e tornare a un episodio che emerge, piccolo o grande che sia, collegato al ricordo, a una memoria di una situazione di ingiustizia che avete vissuto da studenti, dall'asilo in su. E può essere qualcosa che avete subito, quindi una situazione in cui voi siete stati vittima, ma potrebbe essere anche qualcosa in cui siete stati responsabili di un danno, di un'offesa nei confronti di qualcuno, o ancora potrebbe essere una situazione in cui voi siete stati spettatori e aver assistito a qualcosa che altri subivano o agivano. Quando avete rintracciato questo episodio, quando vi si è forse imposto, provate a sentire, a dare un nome alle emozioni che sentite collegate a quello che avete vissuto. E provate poi a chiedervi, qualora non si sia risolto quell'episodio quella volta, come sarebbe potuto andare diversamente, in modo costruttivo, riparativo. Cosa avreste potuto fare voi? Cosa avrebbe potuto fare chi avevate intorno? E ora, piano piano, potete riaprire gli occhi. È possibile che a qualcuno siano riaffiorati ricordi molto antichi dell'asilo, della scuola primaria. Alle volte c'è qualcuno che si stupisce di alcune cose che vengono in mente. A volte quando lo facciamo, perché è una delle prime attività che facciamo in formazione sia con gli adulti che con i ragazzi, alcuni insegnanti scoprono forse da dove è iniziata la loro chiamata a diventare insegnanti. Abbiamo provato a condividere questa esperienza per farvi capire e farvi immaginare che per diventare dei mediatori umanistici bisogna fare un gran lavoro su di sé, sui propri conflitti e vissuti. E la scuola, dopo la famiglia, è di per sé la prima comunità in cui cresciamo e in cui fisiologicamente incontriamo tante occasioni di incomprensione e conflitto. E nella quotidianità scolastica, se qualcuno qui lavora a scuola lo sa più di me, io ho assistito, sono stata in tante scuole come avete sentito, però uno dei momenti che mi tocca di più, tipo alla primaria, è la ricreazione, cioè le maestre sono praticamente bersagliate da tutti questi bambini che dicono lei mi ha fatto così, lei mi ha fatto così, giusto? Così, una cosa così, ok. È stato illuminante e spesso le maestre con 5-6 bambini intorno per necessità intervengono anche in modo rapido. È stato illuminante lavorando con le maestre della scuola per l'infanzia come loro nei percorsi di formazione alla mediazione a scuola spesso riconoscono che appunto in questi 1000 conflitti quotidiani che sanamente i bambini attraversano e portano, le risposte più frequenti che usavano erano: ma dai, non è niente, lascia stare, dai, siate amici,
ancora ma sempre voi, tu vai di qua, tu vai di là, adesso questo lo prendo io, chiedi scusa, dagli un bacino. E adesso ho sentito, io è partito il crampo emotivo, mi pare, per qualcuno in sala. Il crampo emotivo per noi è quando si dicono delle cose che sono così pesanti che è meglio ridere, perché sennò è faticoso starci di fronte, no? Ma ripeto, con grande consapevolezza e vicinanza agli insegnanti, perché davvero per stanchezza e con le migliori intenzioni, ma anche come mamma, alle volte non è che esce proprio il meglio. La domanda è: in questa palestra i bambini cosa imparano? Perché i bambini poi, quando te lo portano, non è che gli puoi dire vai, ne parliamo domani, cioè in quel momento per loro c'è il dramma della tragedia di questa macchinina che dagli adulti però viene alle volte minimizzato, banalizzato, giudicato, o in cui l'adulto interviene dando consigli e soluzioni. Alle volte veloci, può darsi che a qualcuno di voi, nel ricordare il vissuto, l'ingiustizia possa essere avvenuta una volta in cui è stata sbagliata l'attribuzione della colpa, per esempio. E di riflesso il bambino, che istintivamente si protegge, potrebbe iniziare a tenere dentro le cose, perché poi sa che se va dall'adulto arriva l'etichetta, viene sminuito, non riconosciuto. Ci sono scuole, ne abbiamo avuto il dono di vederne una crescere a Mogliano, un asilo in cui le maestre che avevano fatto il corso con noi hanno aperto, no, l'aula di mediazione, perché i bambini hanno detto cos'è l'aula di mediazione, l'hanno chiamata la stanza del cuore. Allora la stanza del cuore è un posto che hanno arredato i bambini, perché hanno tutto un progetto, quindi hanno arredato anche la stanza, scelto le cose. Le maestre hanno fatto un gran lavoro per insegnare ai bambini a dare un nome alle emozioni, a quelle che avevano dentro loro, ma anche a provare a riconoscerle negli altri, a insegnargli ad ascoltare senza giudicare e a trovare soluzioni concrete per riparare quanto accaduto. Allora, quando i bambini in questo asilo di Mogliano hanno un problema, vanno dalla maestra e dicono: maestra, possiamo andare alla stanza del cuore? Normalmente da soli, ok? Vanno, hanno il loro orologio delle emozioni, si raccontano prima uno e poi l'altro cosa è successo, poi io dico come mi sono sentito, tu dici come ti sei sentito, io provo a dire come secondo me ti sei sentito e viceversa. Troviamo una soluzione, non sappiamo scrivere, quindi facciamo un disegno, andiamo dalla maestra e diciamo: maestra, ok, noi abbiamo risolto, possiamo tornare a giocare? Ok, capite che l'imprinting è diverso da quello che vi raccontavo prima. E forse iniziate anche a capire che insegnare la mediazione umanistica e la giustizia riparativa a scuola, ma anche in altri contesti, è un po' come insegnare una disciplina sportiva o a far suonare insieme un'orchestra. È necessario avere un allenatore che conosca bene quella pratica, che ti accompagna ad imparare il gesto atletico, a riconoscere le note, i tempi, gli schemi, gli spartiti, le pause, correggendoti per aiutarti a migliorare. E penso che tutti lo continuiamo a sperimentare, e anche a correggersi fra compagni di squadra per imparare a migliorare e a riconoscere però sempre i miglioramenti che ciascuno sta facendo. Non bastano le orecchie per ascoltare, non bastano gli occhi per riconoscere, come non bastano le gambe per poter correre e non bastano le mani per saper suonare. Serve allenamento, passione, volontà, tempo e cura. E dal 2015 sono abbiamo fatto il resoconto per una richiesta che è arrivata da una dirigente la scorsa settimana, una cinquantina le scuole in cui noi abbiamo portato percorsi informativi, di sensibilizzazione, laboratori di degustazione, alle volte interventi di pronto soccorso collegati alla giustizia riparativa e alla mediazione umanistica. Alle volte, come nel caso della scuola Weiss, abbiamo portato dei percorsi formativi che hanno portato all'avvio dell'aula di mediazione, questo in particolare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Allora, prima di lasciare parola a loro, vi racconto un po' come funziona un'aula di mediazione e vi traccio alcuni
capisaldi che abbiamo identificato in questi 10 anni con i limiti e le possibilità che abbiamo visto. Allora, quando si avvia un'aula di mediazione, la prima cosa che si fa, se non si dimentica l'appuntamento, scusate, esprimo il mio senso di colpa per una cosa che è accaduta oggi, è parlare col dirigente della scuola. Se il dirigente non è d'accordo non si va da nessuna parte. Noi l'abbiamo imparato prima dal carcere che dalle scuole, perché in alcuni percorsi finché c'era un direttore si sono fatti e poi non si sono fatti più. Quindi per poter entrare in una scuola c'è bisogno che il dirigente e un gruppo di insegnanti siano motivati, accoglienti rispetto alla proposta e ci credano e abbiano fiducia, coerenza e determinazione perché il seme possa attecchire. Viene presentata la proposta al collegio docenti, si cerca di formare un gruppo di 15-20 persone misto vuol dire che se vuole partecipa il dirigente o la dirigente, che ci sono degli insegnanti, se siamo in un comprensivo dell'infanzia alla primaria e della secondaria, una rappresentanza di genitori e una rappresentanza di collaboratori scolastici, perché questo rappresenta un po' tutta la comunità educante che è presente quotidianamente nella scuola. Questo gruppo nel nostro stile per ora sono poche rispetto alle 600 e passa ore che faranno adesso i mediatori che si formeranno al penale, fa 30 ore di formazione e nella scuola sono spesso tante. Dopodiché si inizia una sensibilizzazione nelle classi, per cui si racconta ai ragazzi di alcune classi cos'è la mediazione e i ragazzi scelgono fra i compagni chi secondo loro potrebbe diventare un buon mediatore. Si fa un gruppetto anche qui di 15-20 ragazzi e poi si dà il via all'aula di mediazione. L'aula di mediazione è uno spazio di ascolto non giudicante, confidenziale come dicevamo prima, e a cui i ragazzi possono accedere sia se hanno delle incomprensioni fra di loro, ma anche come alternativa o complementarietà alla sanzione disciplinare, come propone, se lo dico per magari gli addetti ai lavori, la legge 70 del 24 e le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La voce, però, per dirla tutta, non vuole colonizzare la scuola. In questa sala ci sono diverse persone che fanno parte dell'associazione La Voce e La Voce quando va nelle scuole nel tempo cerca, come sta accadendo anche alla VAIS, di lasciare che siano gli insegnanti mediatori che poi formano i nuovi ragazzi mediatori e noi restiamo a disposizione. Alcuni capisaldi e poi do la parola. 1, partiamo dagli adulti. I ragazzi sono legno verde, è facile fare fuochi d'artificio con i ragazzi meravigliosi, ma se gli adulti che poi li accompagnano nella quotidianità non hanno capito cosa abbiamo fatto con i ragazzi, e è importante che lo capiscano prima, facciamo del male anche ai ragazzi. E quindi c'è bisogno che prima ci sia questo gruppo di adulti che sia poi responsabile di aprire le brecce in cui i ragazzi possano far germogliare le loro pianticelle. Poi siamo a Trieste, però magari non so se qui c'è una squadra di nuoto sincronizzato, lo conoscete il nuoto sincronizzato? Sicuramente, quando vado in Comelico è più difficile, ma se io vi chiedessi di chi è il merito, avete presente quando una delle splendide ragazze, anche i ragazzi fanno nuoto sincronizzato, però ovviamente le ragazze, escono dall'acqua con uno splendido tuffo, di chi è il merito? L'ho sentito, Di chi è il merito? Nuoto sincronizzato, un tuffo fuori bellissimo? Di tutte, benissimo. Di tutte per me vuol dire che c'è un'allenatrice donna da qualche parte, perché sennò sarebbe già di tutti. Però sta di fatto che è così, cioè a parte che quella lì se non salta con le punte tirate tutte quelle cose fa perdere punti a tutta la squadra, per cui c'è una responsabilità anche sua. Ecco, se io vi volgessi la domanda, no? Spesso i casi di pronto soccorso sono questi, o abbiamo una classe con 3 bulli, che sono i 3 così che saltano fuori dall'acqua, no?
Però a quel punto noi riportiamo il nuoto sincronizzato e diciamo ok, i 3 bulli e quelli sotto della squadra sotto, gli allenatori a bordo campo come stanno? Perché quello che abbiamo visto in questi anni è che, come nel nuoto sincronizzato, quando un membro della squadra emerge con uno splendido tuffo, non diciamo mai è merito suo, ma di tutto il gruppo che ha spinto da sotto. Così nelle aule, nelle celle, nelle comunità, nelle sezioni, quando qualcuno esplode, l'attenzione non deve essere rivolta al tuffatore, ai tuffatori, ma all'intera squadra, allenatori compresi, da cui proviene quell'esplosione. E poi, come dicevamo prima, c'è questa attenzione particolare a chi è stato ferito. E si parte, per quanto possibile, da chi è stato ferito. E quello che stiamo cercando di fare nelle scuole è che anche i regolamenti di disciplina vengano revisionati e non siano più come il codice penale, in cui c'è un elenco di sanzioni e punizioni, ma la vittima spesso non trova uno spazio di dignità. Altra cosa che tengo a sottolineare è che quando entriamo nelle scuole apriamo sempre la collaborazione con qualsiasi altro tipo di realtà stia lavorando con i ragazzi, spazi ascolto, psicologi, perché la collaborazione reciproca è fondamentale. Quali sono i limiti? I limiti è che, non so qui da voi, ma da noi, nelle terre del Prosecco, quando si pianta qualcosa ci vuole del tempo perché cresca, ci vuole preparare il terreno. Quando abbiamo incontrato l'esperienza della mediazione spagnola, che è 10 anni avanti la nostra, ci hanno detto sì, noi siamo passati da 52 sospensioni a 2, fantastico, in 10 anni. Perché c'è una cultura, se ci pensate, 52 in 10 anni, vuol dire che non è tanto un problema di studenti, perché se siamo alle medie ogni 3 anni escono, c'è proprio un problema di cambio culturale soprattutto da parte degli adulti. Ho visto scuole in Spagna che hanno chiuso l'aula di mediazione perché non serviva più. Ok? Quindi sono passati esattamente come nel penale da introdurre la mediazione perché i ragazzi che sospendevano, sospendi una volta, sospendi un'altra volta, recidiva, è un po' come in carcere, il 70% delle persone che è in carcere poi recidiva. Tanti ragazzi sospesi poi vengono sospesi di nuovo, finché poi spesso, purtroppo, vanno in dispersione scolastica. Ok? Introducendo la mediazione hanno invertito questa curva, ma è una questione di comunità. L'altra cosa che dico qui, questa è una cosa che diciamo sempre agli insegnanti e ai genitori, abbiamo imparato a dirlo dopo aver visto e raccolto tante lacrime di ragazzi mediatori vivaci, i cui insegnanti speravano che facendo loro 3 ore di corso di mediazione per 10 volte diventassero dei supereroi capaci di fare mediazione H24, ma invece dovrò deludervi, anche noi genitori e anche i genitori tutti, perché rimangono fisiologicamente gli adolescenti, quindi fino ai 18-20 anni, come ci insegnava sempre l'ex procuratore Tamborini, da cui portavamo i ragazzi mediatori in gita, finché l'adolescenza non finisce loro hanno quel compito lì, trasgrediscono, cartellino giallo, cartellino rosso, ti rimetto in campo, cartellino giallo e rosso ti metto in campo, finché pian pianino impari le regole del gioco. Però, esattamente come gli atleti, quando metti i mediatori in aula di mediazione, lì a posto. Le mediazioni si fanno normalmente in 3 a scuola, 2 sono ragazzi e per quanto possibile la mediazione viene condotta dall'inizio alla fine dai ragazzi. Quello che accade, ve lo diranno meglio loro, è che si attivano però delle sinergie straordinarie fra ragazzi e insegnanti, fra adulti con diversi ruoli. Questo favorisce il fatto che alcune dinamiche lesive delle relazioni vengano intercettate prima e
queste relazioni, i ragazzi danno del lei agli insegnanti in formazione? No, perfetto, danno del tu e riescono a giostrarsi bene. Anche gli insegnanti danno del tu, non danno del lei? No, ai ragazzi no. Danno tutti del tu, e in Spagna è stato molto facile perché danno del tu a tutti comunque. In Italia non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Però questa orizzontalità, questa simmetria di relazione poi viene sentita all'esterno. Bene, conclusione. In questi anni noi della Voce abbiamo collaborato con il Friuli Venezia Giulia, continueremo, adesso apriremo anche dei percorsi di sensibilizzazione nelle scuole prossimamente, collegati anche alla prossima costituzione del Centro di Giustizia Riparativa. A Trieste, ci tengo un po' a dire questa cosa, siamo partiti all'inizio, forse Daria, dirigente Daria, forse eri insegnante quando abbiamo fatto il primo percorso di formazione, esatto, Chiara Paparelli pure, insegnante di inglese alla Bergamas, esatto. Abbiamo fatto formazione al comprensivo di Duino, poi appunto alla scuola Weiss, con l'apertura dell'aula di mediazione. Lo scorso anno c'è stato un gruppo misto, adesso dico la formazione, Bergamas, Weiss, Carducci Dante, Muggia, Corsi si chiama forse, Da Vinci Sandrinelli, Istituto Comprensivo Marco Polo, Liceo Oberdan, spero di non aver dimenticato nessuno. E adesso do la parola a Daria Parma, dirigente dell'Istituto Weiss, Beatrice Rossi e Paolo Stanese, di cui porterete la voce, docenti della scuola Stuparic, Emanuela Fabbro, docente della scuola Giotti, ecco, maestra e mamma mediatrice di un ragazzo mediatore, Giacomo, e ad Ada, che ha fatto parte del gruppo dei mediatori e fa parte di quello che noi abbiamo chiamato Centro di Giustizia Riparativa Young, formato da ragazzi che usciti dalla scuola dove sono stati allenati alla mediazione continuano a ritrovarsi per portare questo stile anche fuori. La foresta cresce senza fare rumore, coi suoi tempi. Cresce quando qualcuno decide di ascoltarsi, di ascoltare, quando qualcuno sceglie di non minimizzare e non giudicare, quando qualcuno crede che una ferita possa diventare un luogo di incontro. Grazie per aver scelto di essere qui questa sera a far crescere insieme un altro pezzo di questa foresta. Buonasera, mi unisco alla gratitudine di Sara, sono profondamente grata di essere qui a parlare di giustizia riparativa a scuola, in qualche modo a ripercorrere il senso di un'esperienza che è iniziata più di 6 anni fa al comprensivo Weiss. Nel mio intervento cercherò di rispondere a 2 domande. La prima è: perché mi sono sentita interpellata come persona dalla giustizia riparativa? E la seconda, perché portare la giustizia riparativa a scuola? Parto da un presupposto per capirci. Generalmente quando noi scegliamo qualcosa di importante per noi, potrebbe essere un percorso, una formazione, un approfondimento, un'amicizia, uno sport, la lettura di un autore, non sappiamo veramente che cosa ci muova, perché facciamo quella scelta. Se ce lo chiedono, diamo dei motivi abbastanza semplici, abbastanza ovvi: mi piace, mi interessa, mi appassiona. Se ci chiedono di chiarire di più, diciamo che magari un libro, un autore affronta dei temi che ci interessano, che il testo, il film è ben costruito, è chiaro. Per un'amicizia potremmo dire da subito che ci capiamo, che è bello trascorrere il tempo insieme. Per uno sport che ci fa stare bene o meglio. In realtà, se noi ci pensiamo poi dopo, a posteriori, rivedendo quelle esperienze, capiamo che c'è una ragione più profonda.
Scegliamo un percorso che è importante per noi perché corrisponde a una nostra domanda di senso. Allora, provo a usare questi due aspetti, cioè un'idea iniziale per cui scegliamo qualcosa e poi una ragione più profonda. E comincio dalla prima domanda: perché mi sono sentita interpellata come persona dalla giustizia riparativa? Già Sara parlava di un libro che per me è stato straordinario, il libro dell'incontro, che narra appunto dell'analisi di lunghi anni di percorsi riparativi e dei loro esiti intrapresi dai responsabili della lotta armata in Italia insieme alle vittime, a chi li aveva subiti, oppure a chi era stato accanto a chi li aveva subiti ed aveva sperimentato quelle lacerazioni. Mi aveva colpito molto, ero rimasta anche emotivamente impressionata dalle esperienze narrate, ma anche dalle riflessioni sulle questioni della giustizia, della responsabilità, del dolore individuale che loro cercavano di rendere dolore condiviso. Il libro sostanzialmente descrive un incontro che è apparentemente impossibile. Questo è il motivo di superficie, però ce n'era un altro più profondo. Credo che quel testo e quelle narrazioni suscitassero delle domande profonde intorno alle questioni della violenza subita o anche messa in atto, al fatto che si sperimenta un deserto emotivo dopo una lacerazione violenta e succede che le persone si raggelino e si blocchino nei ruoli di vittima e nemico e si sente, come diceva Sara, l'ingiustizia di chi continua a chiedersi perché proprio a me e non trova una risposta. E poi c'è il fatto che c'è la giustizia tradizionale, quella della retribuzione, che anche se si compie efficacemente non ha la capacità di restituire benessere alle persone che si sono sentite lacerate. I protagonisti di questi percorsi di giustizia riparativa in queste condizioni drammatiche, immaginate, incontrare chi ha provocato queste esperienze e fare i conti con queste storie, sperimentavano un percorso particolare e proponevano una visione inusuale del conflitto e della ricerca di giustizia. Quindi non la fuga dal conflitto, non il suo rifiuto, non la piena separazione di chi ha prodotto il male e da chi l'ha subito, ma la possibilità di attraversare il conflitto mettendo insieme, facendo dialogare prospettive e vissuti diversi. Facevano vedere la possibilità di incontrare l'altro difficile e in questo modo, attraverso questo incontro, si riappropriavano della loro storia che si era interrotta nel momento della violenza. C'erano anche degli interrogativi di fondo che mi interpellavano, e continuo a chiedermelo: è davvero possibile incontrare chi ti ha ferito? Vi è un modo per costruire e abitare uno spazio che protegga e renda sicuro questo incontro? Qual è il senso restituito? Qual è il suo valore? E anche quali possono essere gli esiti di queste esperienze sulla comunità e cosa succede dopo? Questo, in estrema sintesi, è quello che mi ha spinta a interessarmi e a riflettere sulla giustizia riparativa. Ho cercato di sperimentarmi, di conoscere, approfondire, anche di mettermi alla prova in un percorso che è sicuramente complicato dal fatto che ti porta a rimettere in gioco
le tue fratture, quelle che tu veramente hai vissuto. Però è rilanciato dal fatto che si può immaginare che questo attraversamento consenta di sperimentare una nuova libertà. E quindi era una strada per restituire soggettività e responsabilità. E ora vengo al secondo punto: perché proporlo proprio a scuola? E userò sempre lo schema di motivi iniziali, motivi legati al buon senso, quelli più immediatamente evidenti e poi quelli più profondi. Allora, comincio dalle ragioni che mi avevano orientata all'inizio. Avevo timidamente segnalato la proposta in collegio, come diceva Sara. Si era nell'anno scolastico 2019-20, anno Covid. La ragione che all'epoca mi era apparsa la più naturale per sostenere questo percorso è che lo spazio della scuola è intrinsecamente attraversato dai conflitti. Il conflitto riguarda ogni tipo di relazione e ogni intersezione, quindi riguardano gli alunni, i docenti, le famiglie, ma anche i conflitti avvengono tra alunni e docenti, tra docenti e famiglie. E con una pervasività e una frequenza crescente che spesso minano nel profondo lo spazio educativo. Quindi la comunità scolastica mi era apparsa proprio l'ambiente ideale per affrontare il tema del conflitto e del suo attraversamento. La giustizia riparativa propone una visione alternativa per affrontare la gestione dell'urto, che non è quella dell'applicazione di un semplice impianto sanzionatorio. Per carità, la sanzione rimane una modalità di gestione importante dei comportamenti scorretti a scuola, ma la sanzione non offre nessuna risposta di cura alle persone, né alcuna risposta rispetto alla solitudine prodotta dal conflitto. Quindi la giustizia riparativa mi sembrava potesse offrire una proposta di gestione nuova delle relazioni incrinate. È anche una modalità importante per prendersi vita, per prendersi cura non solo della vita a scuola, ma delle persone che vivono nella scuola. E adesso vengo al motivo più profondo. Allora, la giustizia riparativa credo che possa condividere molto, possa intersecarsi con l'educazione e offrire una prospettiva significativa. Il senso più alto, mi pare, dell'educazione è restituire soggettività alle studentesse e agli studenti. Questa soggettività non è libertà di agire senza alcuna barriera, ma è libertà di stare in un continuo stato di dialogo con ciò e con chi è diverso da noi. Quindi la soggettività non è costituita dall'interno, dalle nostre intenzioni o dai nostri desideri, ma è legata al modo in cui ci mettiamo in relazione e rispondiamo a ciò e a chi è altro da noi e quindi a chi ci interpella. E quindi la scuola ha il dovere di proporre queste esperienze di dialogo responsabile che costruiscano soggettività. Naturalmente l'esperienza del dialogo, come abbiamo visto, non è sempre facile, perché come è evidente nella situazione del conflitto si traduce nell'incontro con la resistenza, cioè con qualcosa o con qualcuno che non corrisponde alle nostre iniziative. Di solito ci sono due opzioni: si impone il proprio punto di vista, malgrado l'altro, oppure ci si ritrae. La mediazione nella giustizia riparativa ci allena ad una terza strada che consente di stare in quel dialogo. Il dialogo, come spiegava Sara, è autorizzato dalla sicurezza, dalla
confidenzialità, dalla libertà di quello spazio, e quindi ci consente di sperimentarci in una capacità di ascolto autentico e profondo, ma consente anche di allenarci nella fiducia, cioè nel riconoscere che possiamo sostenere il rischio di incontrare chi potrà agire in modo diverso dalle nostre speranze e dalle nostre attese, senza che per questo noi sentiamo che la nostra soggettività viene messa in pericolo o viene messa in pericolo quella dell'altro. Quindi ci sono questi aspetti, no, di soggettività, responsabilità, dialogo, incontro, fiducia, che da una parte esprimono le questioni di senso più significative della giustizia riparativa, ma anche che sono le ragioni per cui ha senso proporla in un percorso educativo a scuola. Grazie. Buonasera. Visto che nella mediazione umanistica si parla di emozioni, confesso una grande emozione a parlare qui questa sera, ma anche una grande gioia, e sono stata molto contenta di accogliere l'invito che Sara ci ha fatto, di raccontare, di portare la testimonianza di quello che è stato per noi personalmente l'incontro con la mediazione umanistica e cos'è stato per la nostra scuola portare questo progetto agli insegnanti e agli alunni. Appunto, come è stato detto, nella nostra scuola il progetto di mediazione umanistica ha avuto inizio con una formazione dei docenti e poi degli alunni. Prima di però parlarvi di cosa è stato personalmente l'incontro con la mediazione umanistica all'interno della nostra scuola, volevo chiarire due cose che a volte penso magari ci sono degli insegnanti possono essere fraintese quando viene portato questo progetto a scuola. La prima è che avere un progetto di mediazione umanistica non vuole e non deve sostituire la normale relazione educativa che ogni docente ha con la sua classe e con i suoi alunni, quindi ogni docente deve continuare a sentirsi chiamato e nessuno viene esautorato. Questo lo dico perché a volte appunto questo fraintendimento c'è. Così come un progetto di mediazione umanistica non si sostituisce a quello che è il lavoro di figure professionali come psicologi o psichiatri che possono intervenire in alcune situazioni specifiche di cui gli alunni di una scuola possono in alcuni particolari momenti avere bisogno. Cosa fa la mediazione umanistica? Come è stato detto, lavora sull'incontro e sulla relazione. Questo è quello che ho sentito io personalmente fin dal primo corso di formazione che è stato fatto nella nostra scuola nel 2021 ed era un anno, come è stato detto, particolare perché eravamo ancora in piena emergenza Covid, quindi questo corso ha avuto modalità di svolgimento diverse dal solito. Eravamo a distanza, eravamo in case diverse, in stanze diverse, ci vedevamo solo attraverso uno schermo. Però con mio grande stupore, nonostante la distanza, che di solito è un ostacolo alla relazione, da subito ho sperimentato delle attività che permettevano tra tutti noi docenti coinvolti nel corso di creare una grande vicinanza e quindi una relazione molto forte tra di noi e una grande vicinanza tra i partecipanti. La parola chiave, se vogliamo, era proprio condivisione. Condivisione non soltanto di quello che normalmente ci piace raccontare agli altri, cioè i nostri successi, quello che ci rende felici, ma condivisione anche delle nostre ferite, dei vissuti di ingiustizia, dei conflitti,
che sono tutte cose che normalmente nascondiamo e che io personalmente facevo e ancora faccio in gran parte fatica ad attraversare. E questo però personalmente l'ho sperimentato come un'occasione di acquisire degli strumenti in più per attraversare i conflitti e le situazioni di ingiustizia e anche come in questi incontri ho sperimentato un grande sollievo. È stato detto un altro ingrediente è sicuramente l'ascolto, ed è questo che ci rimandano anche spesso, ci restituiscono i nostri studenti, proprio in uno degli ultimi incontri che abbiamo fatto con loro di formazione. Noi alla fine chiediamo loro qual è la parola, la frase, quel qualcosa che si portano a casa. In tanti hanno detto ascolto e in tanti hanno detto ascolto non giudicante, come se fosse un qualcosa di per loro nuovo. E ascoltare e non giudicare non è una cosa che viene spontaneamente, io l'ho scoperto su me stessa, ecco. Sono ancora in formazione, mi ritengo ancora in formazione, sono qua mio marito e mia figlia e probabilmente concordano con me. Ma sono ascolto e non giudizio, come è stato detto, sono due delle regole dell'aula di mediazione, insieme anche alla volontarietà e la confidenzialità. Sono regole dell'aula di mediazione, noi diciamo che sono anche dei pilastri che servono a custodire i valori. Quando parliamo di valori i ragazzi capiscono subito questo concetto quando si parla di amicizia, anche di dignità, di rispetto della persona. Come dicevo, sembrano così a dirsi parole facili da vivere e invece non lo sono. Fornire uno spazio di allenamento per appunto imparare ad ascoltare, non giudicare, accettare la volontà dell'altro e custodire i racconti dell'altro, quindi la confidenzialità penso sia preziosa all'interno di una scuola, e quindi fornire una palestra di allenamento a dei ragazzi di 12, 13, 14, 15 anni penso veramente sia importante e credo che potrà aiutare poi ad avere degli adulti che sanno stare all'interno di un conflitto, non lo fuggono, ecco, lo accettano perché fa parte della nostra quotidianità e lo sanno affrontare con strumenti diversi. E lascio la parola ad Ada. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io mi ripresento, sono Ada, una mediatrice. Ho 16 anni, vado in terza superiore al liceo linguistico Francesco Petrarca. Sono qui principalmente racconterò brevemente la mia esperienza da mediatrice, anche se ormai è da un po' di anni che non partecipo effettivamente ad un vero incontro di mediazione, siccome io sono diventata mediatrice 3 anni fa, quando andavo in terza media. Però comunque per me la mediazione è sempre stata ed è ancora una cosa molto importante per me. Durante l'anno in cui sono diventata mediatrice, io grazie alla mediazione ho conosciuto un sacco di altri compagni che poi sono effettivamente diventati anche miei amici e che praticamente trovavo riscontro su magari la loro curiosità di questo fatto di partecipare alla mediazione e che appunto come me erano curiosi e che volevano aiutare gli altri nel caso della mediazione a scuola su
risolvere conflitti scolastici all'interno della scuola. La mediazione ha aiutato anche me personalmente e mi ha insegnato a ascoltarmi come persona e a ascoltare anche gli altri in situazioni di conflitti, magari tra bisticci tra amiche e altre cose. Quindi per me è sempre stata una cosa veramente importante che vorrei portare anche nel mio liceo, siccome so che ci sono tanti miei amici che vengono dalle medie che adesso sono al Petrarca. Quindi sì, il nostro obiettivo sarebbe portare maggiormente l'idea di mediazione nelle scuole anche superiori e di appunto continuare questo percorso. Grazie. Invece, allora, avrete capito che io sono qui un po', mi fa sorridere perché sono in triplice coppia, per cui sono come insegnante, come mamma di Giacomo, che è un mediatore, e come Manuela, come salvata dalla mediazione, o almeno all'inizio di un percorso salvifico. Quando cercavo di pensare un po' a che cosa dirvi questa sera, mi è venuto in mente che ogni volta che noi andiamo ad indagare il significato ultimo della nostra esistenza, noi ci pensiamo in relazione. In relazione siamo stati concepiti, accuditi, in relazione ci salviamo la vita dall'epoca delle caverne e in relazione noi costruiamo la nostra identità. Il problema è che la società di oggi ci offre, quando pensa ad una buona relazione, ce la propone come concordia, quindi cuori che battono all'unisono, occhi che guardano nella stessa direzione, tu al mio fianco a braccetto e camminiamo nel mondo fianco a fianco. E così ci va tutto bene, perché in questo modo noi riceviamo un sacco di conferme sull'identità che abbiamo finora costruito. Il conflitto ci ricorda che a volte l'altro non ce l'abbiamo a fianco, a braccetto, ma ce lo troviamo di fronte, ce lo troviamo contro. E nel suo stare contro porta quell'elemento di novità che poi diventa generativo. Ecco, io in realtà caratterialmente sono una che così il conflitto lo eviterebbe molto volentieri, e pensavo sempre che evitavo il conflitto perché insomma ero una brava persona. Grazie al percorso con Sara e nella mediazione diciamo che ho capito che io evito il conflitto perché mi toglie la pelle di dosso. Il conflitto mi svela e svela quella Manuela che io non voglio essere, la Manuela intollerante, prevaricante, pigra, eccetera. Insomma, il conflitto va a sollevare il tappeto sotto cui io sono andata a nascondere decenni di polvere. E quando uno solleva il tappeto, che cosa succede? Se c'è il vento, la polvere, no, fila dappertutto, si sparge dappertutto. Non so cosa succede a voi, ma mi viene il panico, comincio a raccogliere di nuovo la polvere e veloce la ributto sotto il tappeto, perché non sia mai che qualcuno se ne sia accorto. Il vento è il giudizio, e quindi io nella mediazione ho trovato uno spazio in cui mi posso concedere di sollevare il tappeto in assenza di giudizio, in assenza di vento, e quindi posso
concedermi di prendere il contatto con la quantità di polvere che in quel momento liberamente ho la forza di prendermi carico. E dopodiché, come insegnante lascerò i miei colleghi, però come insegnante c'è un sogno, cioè quello di trasformare il luogo più giudicante della terra in un luogo di incontro e di crescita, ma questo lo lascio ai miei colleghi. Come mamma, allora, intanto Sara mi ha ricordato, io in realtà non me lo ricordavo, che effettivamente all'inizio Giacomo era nella nostra scuola e quindi diciamo che avevo lasciato un po' lo spazio a lui, no? Cioè, non potevo frequentare il corso dove c'era anche lui e quindi avevo messo davanti lui perché capivo che questo percorso poteva essere veramente dirompente nella sua storia e così è stato. E dopo però, insomma, sono riuscita ad inserirmi comunque. Comunque, diciamo che da mamma è veramente uno spettacolo. E litigare con un figlio mediatore è un'esperienza, perché magari io mi arrabbio per qualcosa e lui mi fa la domandina, mi porta, mi accompagna e ad un certo punto mi dice no, ma vedi, tu non sei arrabbiata per quello che pensavi tu sei arrabbiata per questo, no? E succede così. Oppure adesso che è veramente in piena adolescenza, cioè superata la preadolescenza, è arrivata, sì, vero? È arrivata l'adolescenza, quella bella potente, per cui come ogni adolescente che si rispetti non mi sopporta, però non mi sopporta da mediatore. E per esempio veramente l'altra settimana, non so, 2 settimane fa, io nei miei soliti goffi tentativi di evitare il conflitto gli dico Giacomo, dimmi cosa non sopporti di me così non lo faccio più. E lui mi dice non ti sopporto per un motivo per cui non dovrei farlo. E mi dice non sei tu il motivo per cui io non ti sopporto. Ecco, e questo è uno dei frutti veramente di questi percorsi che vanno in profondità, perché diciamo dona a questi ragazzi una capacità profonda di guardare dentro di sé, di leggersi, una capacità di leggere l'altro, la capacità di leggere la situazione, il contesto, la capacità di creare relazioni e la capacità di ascolto. Allora, spesso e volentieri Giacomo torna a casa tardissimo perché Gigetta aveva bisogno di parlare e vedo quindi che ci sono tanti suoi amici che lo scelgono un po' come confidente e da quei dialoghi non emerge niente, non trapela niente. E quindi anche su questo, devo dire, mi ha colpito la potenza di un percorso di mediazione che riesce a trasmettere ai ragazzi, e noi lo vediamo perché lo vediamo anche nei nostri alunni, e in un'epoca, cioè questi ragazzi che sono immersi in TikTok e Instagram, il percorso di mediazione riesce a trasmettergli che la riservatezza e la confidenzialità sono dei valori importanti e loro ci credono e lo mettono veramente in pratica. E quindi basta, questo era. Grazie per averci aiutato a rendere questa cattedra di San Giusto ciò che vuole essere quest'anno, un momento di un laboratorio di pace, come lo sono le aule di giustizia riparativa e come lo sono le esperienze di cui ci avete parlato, di cui ci avete raccontato, dando voce, appunto, come si chiama l'associazione, a ciò che ferisce le relazioni, alle vittime, al danno, al disagio, per dar voce poi anche a dialoghi ricomposti con una mediazione, perché sembra che la pace non possa avvenire senza mediazioni. E la mediazione della pace è anche un nome della salvezza. Grazie e continueremo
la cattedra di San Giusto il prossimo mercoledì, e con il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi, che ci aiuterà a meditare e ad approfondire la nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, Educare a una pace disarmata e disarmante. Papa Leone XIV vuole che ogni comunità sia una casa di pace e di non violenza, ogni diocesi, ogni comunità, ogni chiesa possa essere un luogo in cui si impara a disinnescare l'ostilità mediante il dialogo. Abbiamo cominciato ad ascoltarlo questa sera, lo ascolteremo anche mercoledì prossimo, 11 marzo alle 20:30, sempre qui nella Cattedrale di San Giusto. Ringraziamo ancora Sara, Daria, Manuela, Beatrice, Ada, Margherita e Paolo. Ringraziamo Don Marino Trevisini, vicario generale parroco della cattedrale, per l'ospitalità che ci ha offerto, e ai volontari che hanno reso possibile l'allestimento e l'organizzazione di questa serata. La Cappella Civica di Trieste con il maestro Roberto Brisotto all'organo, a cui va ancora il nostro applauso. Ricordiamo che la registrazione della Cattedra di San Giusto sarà visibile in TV su Tele4, che ringraziamo, domenica 8 marzo alle 17:30 e successivamente anche sul canale YouTube della Diocesi di Trieste. Concludiamo con una preghiera, Padre Nostro, una preghiera che ci aiuta a riconoscerci, ed è un passaggio importante per riconoscerci fratelli e sorelle con dei legami di familiarità più profondi di tutto ciò che può dividerci, di tutto ciò che può ferire le nostre relazioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Grazie e buona serata.